19ª giornata del campionato di Serie B, girone E di calcio a 5 si apre con una sfida di altissima quota tra Real Castelfontana e Cioli Ariccia. Ingresso in campo delle due formazioni accompagnate dal pubblico del Palla Cesaroni di Genzano di Roma. L'applauso da parte del Palla Cesaroni, Capitan Cioli che va a salutare il rispettivo capitano Stefano Liberati, e il resto delle due formazioni vanno a salutarsi, salutando anche la terna arbitrale che oggi sarà composta da Carella Alessandro Di Matera, Capolupo Marco Di Matera e al crono Motoc Marius di Civitavecchia. E allora si comincia, primo pallone mosso dalla Cioli Ariccia che giocherà con la maglia in argento, rifinitura in arancio fluo. Real Castelfontana invece il padrone di casa in rosso-nero. Subito a muovere il primo pallone col tacco Papù nel roster del Castelfontana. Seguiamo intanto questo piazzato battuto male. Peroni vuole far partire il contropiede. Alessio e Cristian, sinistro di Alessio, poi Tomaino, ancora il destro di Peroni che segna il vantaggio della Castelfontana. Sblocca la gara dopo 4 minuti da Alessio Peroni. 1-0. Papù si appoggia a Potric col mancino, addirittura 3 mancini su 5 in campo. Adesso Quagliarini, spazio per andare con il destro e Quagliarini firma il pareggio, lasciato tutto solo il 23 della Cioli Ariccia, e dunque pareggia la squadra di Rosigna con Filippo Quagliarini. 1-1. Ha lisciato completamente il pallone e per poco non si infila nella propria porta. Sinistro di Peroni, all'angolino Cristian Peroni, il nuovo vantaggio del Real Castelfontana, porta la firma di Cristian Peroni, 26 centri in campionato, bellissimo il suo mancino, la Tomaino più che colpevole. Allora rimane ancora in gioco 5 minuti per chiudere. Marino prende bene posizione, lascia per Gioni, sinistro di Gioni, Bardoscia va sul pallone Marino, non c'è nulla per gli arbitri, ha provato con mestiere, anche se solamente un classe 2002 Marino, a mettersi davanti, a prendersi il contatto e l'eventuale calcio di rigore che non c'è stato. Qui non arriva a controllare, passa bene su Martinozzi, calcia sul primo, Bardoscia è attento. Sano di Roma, come si suol dire, ci ha messo la faccia, è come se ce l'ha messa Mattia Bardoscia. Papù, Gioni, ancora Papù, taglio centrale di Bertolini, va vicino da Cioli, gran pallone di Cioli per Papù, calcia in diagonale, Bardoscia ancora con il piede, va a bloccare, poi palla lunga verso Peroni, non può arrivarci. Non c'è nessuno per la chiusura di secondo palo, allora un secondo per chiudere questo primo tempo, non vuole rischiare nessuna delle due squadre, allora si va al riposo sul punteggio di Real Castelfontana 2, Cioli Ariccia 1. Finisce qui il primo tempo. Estremo difensore della Cioli Ariccia, ricomincia la squadra di Peroni con Bardoscia fra i pali, Martinozzi in veste di Pevo, laterale a destra Peroni, poi qui intanto subito Marino, il pallone che arriva sul secondo palo e pareggia la Cioli Ariccia con la firma di Marino. 2-2, l'assist di Papù, 2-2. Tocca Martinozzi, nessuno va sul pallone, c'è Papù, Marino aiuta, Gioni, spazio per Gioni che calcia forte col mancino e firma il gol del sorpasso per la Cioli Ariccia. È 2-3 dopo 2 minuti e mezzo nel secondo tempo, passa la squadra di Rosigna. Peroni, Marino protegge, passa bene in mezzo, poi Gioni ancora
affrontato da due maglie rossonere, deve tornare indietro. Poi vista una manata forse a Marino, con Bardoscia che va a dirgliene 4, è stato espulso con un cartellino rosso diretto Rouzier. Rouzier adesso momento di difficoltà in inferiorità numerica. Papù apre per Gioni, dentro per Marino, e allora arriva anche il gol del 4-2 per la Gioia Riccia, la doppietta di Marino che sale a 13 gol in campionato. Sfruttate come l'inferiorità numerica, la subita numerica ovviamente per la Gioia, l'inferiorità per la Castelfontana. E allora 2-4. E allora a battere Teruglia. Calcia Quagliarini, deviazione, Teruglia sulla seconda palla. Poi Martinozzi, ruba il pallone, Martinozzi con il destro! Accorcia le distanze nel Castelfontana, errore della Gioia Riccia, e Martinozzi con il 17° centro stagionale accorcia le distanze, 3-4. Cesaroni esce anche Teruglia, rientrano Papù e Cioli, rientra anche Gioni. Bertolini, Papù, sterza, chiede 1-2 a Cioli che non riesce a restituire il pallone, lo perde, Anouti, adesso possibilità di 2 contro 2, apertura per Guancioli, va sul sinistro bene, calcia, Tomaino in uscita, la porta, Papù, prova a passare in mezzo, non c'è fallo, Marino, riparte da Gioni Franco. Avanti da Papù, Gioni, tocco di ritorno, Gioni! Ancora Gioni, la firma del quinto gol della Gioia Riccia, porta ancora la firma del paraguaiano, 5-3 alla palla Cesaroni di Genzano. Cioli, poi Papù. Cioli, tocco di ritorno perfetto per Papù, prova a passare, l'intervento in chiusura da parte di Alessio Peroni che prova a far ripartire la sua squadra, ma non ha forza sulle gambe, ce l'ha, e come Conti spallava di Cioli, fallo, e poi voleva il vantaggio qui Guancioli, però l'arbitro va ad estrarre il secondo cartellino giallo per Cioli che va sotto la doccia. Bielosov ancora da Peroni, chiude Iacobucci. Serve però il pallone, 7 minuti e 50 al termine della sfida. Bielosov, Martinozzi, ancora da Alessio Peroni, va da Cristian, Peroni, Martinozzi, ancora centralmente, Peroni di sinistro sul primo palo, corner. Martinozzi era lì appostato per deviare con la punta. Ancora una volta la chiusura della difesa della Cioli. Peroni contro Gioni, addirittura numero l'alta scuola per Cristian Peroni che va a sfidare nella partita Gioni Franco. Martinozzi prova a girarsi, non trova il gol del 4-5, si dispera, occasionissima a 4 minuti dalla fine. E 3 punti. Tomaino che lancia il pallone in area, poi storie tese in campo, finisce qui intanto Real Castelfontana 3, Cioli Ariccia 5, vince dunque la squadra di Rossigna che sale a quota 53 punti, prossimi impegni per le due squadre, Real Castelfontana sul campo dell'Atletico Grande Impero, mentre la Cioli Ariccia riceverà il Club Sport Roma. Siamo con mister Peroni della Real Castelfontana al termine della sfida tosta con la Gioia Riccia. Allora mister, intanto le chiedo un commento caldo. La partita abbiamo incontrato una corazzata, secondo me la squadra più forte del campionato, l'ha dimostrato oggi, perché sfrutta tutte le occasioni che tu gli concedi, sono bravi a ripartire, abbiamo pagato quello, però soddisfatto dei ragazzi perché hanno una grandissima gara. Sicuramente un primo tempo chiuso in una maniera perfetta, nonostante insomma un po' di difficoltà.
secondo tempo, secondo lei cosa è cambiato? Ma secondo tempo secondo me è cambiato che abbiamo fatto più errori del primo e sotto porta non siamo stati cinici come sono stati cinici loro e l'abbiamo pagata. Poi l'espulsione ci ha tagliato le gambe, diciamo. Parecchio nervosismo in campo, sicuramente questo... Vabbè, ma era logico, il nervosismo era logico perché è derby dei Castelli. 8 ragazzi, 8/9 ragazzi compreso io, veniamo dalla Cioli, perciò è normale che ci sia questa cosa, anche se poi non c'è rivalità perché poi domani stiamo tutti insieme, perciò. Allora le faccio comunque dei complimenti e un in bocca al lupo per il resto della stagione. Crepi.